È un risveglio agrodolce, nel senso che c'è un bel po' di vento, il cielo è abbastanza sereno e non è così freddo, quindi remeremo contro vento, ma almeno non geleremo dal freddo. Per il resto il paesaggio qua davanti a me è uno spettacolo, c'è stata l'alba sul faro di Calvi e ce la siamo goduto tutta. Diciamo che la giornata non inizia nel migliore dei modi, perché abbiamo scoperto questa mattina subito che Vero ha un problema al filo del cambio, è praticamente rotto e quindi dobbiamo tornare. Ho provato a sistemarlo, ma abbiamo 150 km di nulla davanti a noi, almeno come negozi di biciclette dove possono ripararlo, quindi non mi fido molto di me stesso e è meglio tornare 5 km indietro a Calvi. Subito all'ingresso di Calvi abbiamo trovato il garage d'Angeli che mi sta sistemando la bici, quindi il signore, a dire la verità, non è proprio simpatico, però l'importante è che sia competente, dai, che non ci peli vivi. Il signor D'Angeli del garage omonimo mi ha cambiato il filo del cambio e adesso sembrerebbe funzionare bene, quindi da Calvi è tutto e ci vediamo fra 30 km a Galleria. Ripartiamo da dove avevamo iniziato questa mattina, e quindi dopo solo un paio di ore più tardi, quindi adesso andiamo tranquilli verso Galleria. Mancano 33 km, 75 a Porto e 150 da Ajaccio. Io punto sulla prima per oggi. Questa strada è davvero uno spettacolo, siamo fermi ogni 200 metri per fare una foto, un video, per ammirare il paesaggio. Temo che i chilometri oggi saranno veramente pochi, quelli a fine giornata. Qua l'asfalto di questa strada è praticamente uno sterrato, perché è pieno di toppe, di ritoppe e di controtoppe, e vabbè, insomma, a noi piace così, e soprattutto avremmo incontrato 3 macchine in totale. In questo pezzo siamo entrati un attimo nell'entroterra, quindi abbiamo abbandonato il mare verso Galleria. La strada è talmente trafficata che anche i vitelli vengono al pascolo qua. Siamo sul mare, poi giri l'angolo e ti trovi questo anfiteatro di cime innevate là all'orizzonte, e non puoi che dire wow. Abbiamo già lasciato alle nostre spalle Galleria e adesso siamo già sulla salita che ci condurrà al Col de Palmarella, a 400 metri all'interno. Non siamo più sulla costa per un po', ma ci aspettano le Calanas. Il
Col de Palmarella è un po' un colle che io definisco bastardo, perché non è niente di che, sono 400 metri di dislivello in 11-12 km, però dopo già 2-3 km lo vedi lì in cima e dici vabbè, lì è un attimo arrivarci, e poi inizi a zizzagare tra queste vallette, dentro e fuori dalle vallette, e il colle resta sempre lì e non ti sembra più di arrivare, e quindi è un po', ripeto, bastardo come colle, un colle un po' bastardo, però adesso ci siamo, manca pochissimo e lì cercheremo da campeggiare, da dormire, perché sta arrivando il tramonto. Ed eccoci arrivati al Col di Palmarella. Il regalo è questo tramonto. Tra un sale sceglie l'altro siamo arrivati al Col della Palmarella, giusto? Giusto. Ok. E adesso da una parte ci sono le montagne innevate con baciate dal sole, dall'altra un tramonto spettacolare su una baia, insomma non sappiamo più dove guardare, però abbiamo trovato anche un posto comodo dove campeggiare, quindi adesso andremo a montare la tenda. Momento migliore per arrivare non c'è, il tramonto qua, è davvero uno spettacolo unico. E dalla tenda stiamo cucinando il tè, Il secondo giro di tè dopo aver mangiato anche la pasta, e stiamo qua che ci ricordiamo forse il più bel tramonto del viaggio. Molto romantico. Davvero. E niente, adesso andiamo a Nanna e ci rivediamo domani. Buonanotte. Notte.